Giovedì 7 aprile 2011 a Verona Fiere è stata inaugurata la 45esima edizione del Vinitaly, la rassegna internazionale dedicata al vino e ai suoi distillati, con già alla prima giornata un'ottima affluenza di operatori professionali. Il presidente Ettore Riello ha fatto gli onori di casa, dando il benvenuto alle autorità e ai numerosi espositori, confermando questa fiera la più grande al mondo per il business e la cultura del vino. Il neo ministro Saverio Romano si è dimostrato entusiasta di inaugurare un evento così importante nel panorama delle politiche agricole internazionali. Io mi aspetto tantissimo, la fiera più importante al mondo, si fa in Italia, 4.200 espositori e la possibilità di rilanciare il nostro prodotto sul mercato interno, intanto perché è il mercato che ha avuto una leggera flessione nell'anno passato, ma è anche il modo per riconquistare e conquistare nuovi mercati o aumentare il nostro export in mercati già consolidati ma che consumano ancora poco. Il vino è sicuramente il protagonista di questa fiera. Gli italiani lo bevono preferibilmente a casa, ma anche al ristorante, nei pub e nelle enoteche. Il 40% della popolazione lo degusta quotidianamente. Il consumatore abituale è in media sopra i 50 anni. Il vino rappresenta l'italianità e ci fa sentire parte della comunità. In Veneto, in particolare, si produce una quota importante del vino nazionale, che viene esportato in tutto il mondo. Allora inizia il Vinitaly, Presidente, cosa si aspetta per quest'anno dal vino veneto? Che continui a crescere a doppie cifre nelle esportazioni, abbiamo un 29-30% dell'export nazionale con un controvalore di 1,2 miliardi e vini veneti che comunque siamo i primi produttori nazionali con 8 milioni e 300 mila ettolitri, ma soprattutto ricordiamolo che abbiamo vini di qualità, nonostante la dimensione molto ridotta delle nostre aziende agricole che hanno 1,47 ettari di superficie media, c'è anche da dire che abbiamo saputo guadagnare mercati internazionali in maniera importante. Il fatto che su 3 miliardi di export nazionale 1 miliardo lo faccia il Veneto con le sue piccole aziende dimostra quanto bravi siamo. A Verona in questi giorni il Vinitaly diventa un viaggio di degustazioni all'interno delle varie regioni italiane. Ma qual è il percorso ideale e l'itinerario che si può compiere? Lo abbiamo chiesto a Vittorio Sgarbi. Quale sarà il tuo percorso in questa manifestazione? Oggi faccio un intervento nel Padiglione delle Marche e poi sabato ne faccio un altro invece nel Padiglione Sicilia per l'associazione Vite e Vino, che è legata anche a Salemi e ha un presidente che ogni anno mi ricorda che io come sindaco siciliano ho una responsabilità anche non soltanto sui principi generali ma sulla promozione del vino siciliano. La 45esima edizione del Vinitaly si concluderà lunedì 11 aprile ed è aperta dalle 9:30 alle 18:30.